Buon pomeriggio, buon lunedì, bentrovati allora al nostro focus dedicato allo sport. Come avviene all'inizio di settimana, siamo alla vigilia dell'apertura delle liste di trasferimento del mercato estivo e allora ci concentreremo proprio su questo tema e non solo comunque. Grazie ad Alessandro Vagliasindi per essere con noi. Buon pomeriggio. Allora, cominciamo dalla Catania intanto, un Catania che la scorsa settimana ha in qualche modo fatto capire quali sono i programmi per la nuova stagione. Dopo la partenza in realtà del presidente Pelligra c'è stata la presentazione finalmente, direi, e ufficialmente del direttore generale e anche del neo direttore sportivo, anche se entrambi già da tempo erano inseriti nell'organigramma del club. Alessandro. Sì, due spunti soprattutto che il Catania in attesa della risoluzione del nodo Torre del Grifo si allenerà al campo grande dello stadio Angelo Massimino. Se necessario, ha detto Zarbano, verrà rizzollato, però già diciamo, è un punto fermo, anziché peregrinare per cercare insomma, dei campi d'emergenza. Il Catania punta su... Anche perché spostarsi comporta inevitabilmente comunque dei problemi. Soprattutto per l'attrezzatura, palestra, fisioterapia, insomma tutta una serie di fatti logistici che in questo modo vengono azzerati appunto dalla scelta di allenarsi al Massimino. Questa notizia si lega all'altra, cioè Torre del Grifo, che qualcuno insomma animato da fervida fantasia continua a sostenere quello che non è. La dirigenza in blocco ha detto che ha rispettato e sta rispettando tutto quello che la curatela fallimentare e il giudice delegato hanno richiesto, quindi massima serenità da questo punto di vista. Chiaramente è una trattativa privata, quindi come tale ha una connotazione di riservatezza evidente, quindi tante circostanze, tanti fatti, tante spiegazioni che magari qualche buontempone chiede così a ogni piè sospinto, devono essere parametrate a questo tipo di situazione, ripeto, dove c'è una trattativa privata e dove la dirigenza del Catania in blocco, non solo il vicepresidente Grella ma anche il nuovo direttore generale Zarbano, hanno confermato di essere assolutamente tranquilli che l'iter che stanno seguendo è quello richiesto e che quindi sono ottimisti sul buon esito di questa operazione. Lo stesso Vincenzo Grella, lo stesso vicepresidente, in qualche modo ha fatto capire che è una priorità, è anzi la priorità numero uno per il Catania. Prima di tutti Pelligra lo ha manifestato attraverso quello che il Catania finora ha posto in essere, a cascata ovviamente Grella, ma anche, ripeto, il nuovo direttore generale Alessandro Zarbano, che non è l'ultimo arrivato, ha detto chiaramente che il Catania è assolutamente tranquillo perché ha fatto tutto quello che finora è stato chiesto e quindi hanno assolutamente ottimismo sul buon esito dell'operazione. Allora, noi aspettiamo chiaramente di avere novità da questo punto di vista. Assolutamente sì. Però siamo a 15 giorni veramente dall'inizio della nuova stagione. No, ma questo anche, Angelo, per puntualizzare che noi sponde non ne diamo a nessuno. Tutto quello che viene detto, magari anche in termini in qualche modo diffamatori, vengono respinti al mittente, poi ci sono le sedi preposte dove eventualmente ognuno risponde di dichiarazioni, quindi questo intanto come premessa. Andiamo sul mercato per evidenziare quello che oggi sarebbe il Catania e poi andremo magari a sviscerare alcuni aspetti legati ad alcuni giocatori. Se con l'aiuto della grafica possiamo vedere quello che al 30 giugno potrebbe essere la formazione che il Catania schiererebbe qualora insomma, fossimo all'inizio del campionato. Ovviamente allenatore toscano, tra l'altro su Toscano si sta lavorando anche per un prolungamento del contratto, sappiamo che il tecnico calabrese ha il contratto in scadenza a giugno 2026, già si parla appunto di una possibilità di rinnovo del contratto, anche perché lasciare un allenatore a scadenza di contratto nella stagione che sta per iniziare non è la situazione ideale. Quindi Toscano allenatore, Dini il portiere, i tre difensori Ierardi, Di Gennaro e Celli, sulle corsie Guglielmotti e Anastasio, Quaini e Di Tacchio i due mediani.
Jimenez e Cicerelli a supporto del punta di riferimento che è Roberto Inglese. Questo ad oggi, 30 giugno, sarebbe lo schieramento del Catania. Esattamente, rispetto a quello che è stato il Catania che abbiamo visto nelle ultime uscite, diciamo che Cicerelli in più sulla tre quarti, insomma, e non è molto ritrovato sulla assolutamente corsia di destra. Sì. Però è ovvio che questa è una formazione con il cartello lavori in corso, perché se torniamo al volo sulla grafica possiamo anche evidenziare che il Catania cerca un altro difensore centrale che possa anche essere titolare, e la voce su Pieraccini del Cesena è assolutamente fondata e confermata. Il Catania è abbastanza avanti sulla trattativa Pieraccini col Cesena. In mezzo al campo non è un mistero che il Catania stia cercando altri due mediani, magari con un passo caratteristiche diverse, assolutamente, passo più veloce, più giovani. Un obiettivo è già ben individuato ed è un giovane molto molto interessante di una squadra under 23 della Serie C. Non sveliamo il nome perché la trattativa, insomma, sta entrando nella fase calda, un giocatore di sicuro rendimento, perché l'anno scorso fra campionato e playoff ha disputato più di 40 partite, ma gli obiettivi a centrocampo sono due, quindi immaginiamo la possibilità che uno, Farcoini e Di Tacchio, magari possa avere come primo cambio, come sostituto, uno di questi giocatori che il Catania sta trattando. Come il Catania a sinistra vorrebbe trovare un giocatore in grado di offrire un rendimento ancora più alto di quello che ha offerto Armando Anastasio. Anche sulla tre quarti e in attacco potrebbero esserci dei movimenti indipendentemente dalla posizione di Cicerelli. E ovviamente l'altro tema caldo è quello del rinnovo di contratto di Inglese. Sappiamo che Inglese è legato al Catania contrattualmente fino a oggi, 30 giugno. Per bocca del DS Ivano Pastore, ma anche di Zarbano, c'è molto ottimismo sul fatto che Inglese prolunghi il contratto con il Catania. Doveva semplicemente rientrare da un periodo di vacanza, ma indipendentemente dal fatto che il contratto scada oggi, nessuno esclude che le parti ovviamente possano fare un nuovo contratto e dare decorrenza da quando verrà firmato il contratto. Allora, veniamo invece a quello che succede poi sul mercato, sì, che si opera a partire da domani ufficialmente. Sappiamo però che nella giornata di oggi qualcosa si sta muovendo in uscita. Sì, assolutamente. Il tema caldo della giornata è quello relativo al passaggio di Alessio Castellini dal Catania al Mantova. La formula è come quella già utilizzata per il prestito di Castellini dal Catania al Pisa in occasione della sessione invernale dell'ultimo calciomercato. Castellini andrebbe al Mantova, quindi in prestito oneroso, con riscatto obbligatorio a raggiungimento della salvezza del Mantova e altre clausole che possono in qualche modo migliorare la resa dell'operazione in favore del Catania, non ultimo anche una percentuale sulla futura rivendita del calciatore non di poco conto. Quindi un'operazione addirittura d'arrivo. Ripeto, stamattina il focus dei dirigenti del Catania era proprio questo, di chiudere l'operazione, che potrebbe diventare ufficiale già dalle prossime ore. Ma non è il solo tema legato al mercato in uscita su cui il Catania sta lavorando, perché possiamo dare riferimento con la seconda clip che abbiamo in scaletta, quella relativa a Stefano Sturaro, perché il Catania e il centrocampista ex Juventus, ex Genoa, ma anche ex della Nazionale, sono da giorni in cerca di una soluzione per la risoluzione del contratto che lega Sturaro al Catania. Quindi la scelta del Catania e di Sturaro di separarsi consensualmente, perché il Catania, comunque l'avevamo già accennato nelle scorse puntate, vuole rinfrescare il centrocampo, e quindi l'operazione legata alla risoluzione con Sturaro è quella di cui stiamo per parlare, perché possiamo passare alla clip successiva, che è legata
all'altro centrocampista che il Catania attualmente è in organico, che è Francesco De Rose. Eccolo qui, fedelissimo di Toscano, quest'anno comunque ha giocato tante partite anche per le concomitanti indisponibilità di alcuni centrocampisti. È vero che è scattato il rinnovo di contratto per il numero di presenze raggiunto da De Rose, ma è anche vero che il Catania negli ultimi giorni ha un dialogo serrato con l'Altamura, il club pugliese che milita nel girone C di Serie C, che ha anche cambiato management, e quindi potrebbe essere appunto la città pugliese la prossima destinazione di Francesco De Rose. Questo per completare quelle che sono un po' le tematiche calde del mercato del Catania al 30 giugno. Quindi diciamo che il Catania arriva alla fase operativa vera, cioè domani mattina, perché si comincia con il mercato estivo nella giornata di domani, con queste 3 operazioni importanti in uscita, che sono quelle di Castellini, Sturaro, De Rose, anche se con modalità diverse. Sì, abbiamo detto sono 3 situazioni con profili completamente differenti l'una dall'altra. Un'altra cosa che possiamo dire sulla questione di Pietro Cianci, abbiamo letto nelle ultime ore come il DS della Ternana Mammarella abbia comunicato a tutti i tesserati della Ternana che sono sul mercato, perché la Ternana in difficoltà finanziarie potrebbe cambiare proprietà nei prossimi giorni, con una trattativa che sta seguendo personalmente il sindaco ed ex patron della Ternana Bandecchi. A proposito di Cianci, è chiaro che la Ternana, per bocca appunto del presidente patron uscente D'Alessandro, aveva comunicato di aver riscattato Cianci in quella finestra del calciomercato dal 22 al 24 giugno in cui la Ternana poteva esercitare questo diritto di riscatto, ma è chiaro che se non ci sono comunicazioni ufficiali da parte della Ternana, noi non possiamo entrare nel merito di quelli che possono essere gli scenari da qui alle prossime settimane, perché è vero che la Ternana deve versare, se non l'ha già fatto, il corrispettivo fissato per il riscatto, che è di 100.000 euro, ma se non dovesse versarlo è chiaro che questo tipo di inadempienza non va a inficiare il riscatto di Cianci, ma potrebbe essere eventualmente materia di esercizio da parte del Catania di tutela del proprio diritto di credito, e quindi ricorrere alle vie legali per recuperare quello che è l'importo pattuito per il riscatto da parte della Ternana di Cianci. Quindi finché non ci sono comunicazioni ufficiali da parte della Ternana, che avrebbe appunto esercitato il diritto di riscatto del calciatore Cianci, che quindi è un tesserato della Ternana, noi ovviamente non possiamo entrare nel merito di scenari futuri per quello che riguarda il centravanti barese. Allora, direi che sul Catania abbiamo detto tutto o quasi, perché ci sarebbe sempre qualcosa... Ma tanto qualcuno ci bacchetterà. da dire. No, non temere. Ma io non temo nessuno. Allora, a questo punto direi... Alessandro, ci fermiamo qui per quanto riguarda le notizie che riguardano proprio il club del presidente Pelligra, e poi magari dopo la prossima sosta, anzi la sosta che andiamo a fare, ci collegheremo con Palermo, perché continuiamo a parlare di mercato, tanto mercato per capire che cosa sta succedendo sulla piazza di Palermo, dove in realtà l'arrivo di Pippo Inzaghi ha di fatto scatenato l'entusiasmo in maniera incredibile. Breve sosta e poi ci rivediamo di nuovo al Focus sportivo del lunedì. Siamo di nuovo insieme al Focus sportivo del lunedì, stiamo per collegarci con Marco Gullà. Dicevamo, Alessandro, che l'arrivo di Inzaghi e arriviamo dunque a Palermo ha scatenato questo grandissimo entusiasmo. Inzaghi, allenatore vincente, lo ha dimostrato in più di una circostanza, ha fra le altre cose lasciato anche la Serie A certa, perché aveva un contratto in essere con il Pisa, e ha deciso di abbracciare la causa Palermo. È evidentemente una scelta
voluta questa da parte di Inzaghi. Ma sicuramente Inzaghi guarda la prospettiva di un'eventuale Serie A con delle proiezioni migliori che a Pisa, perché lui ha sposato il progetto Palermo appunto pensando di poter ottenere la promozione quest'anno e poi di fare la Serie A insomma con una struttura finanziaria e dirigenziale che possa legittimare le ambizioni di un tecnico giovane ma che ha già dato prova di essere molto bravo, perché ha allenato bene in tante piazze diverse, ha allenato bene al sud, ha allenato bene al nord, quindi evidentemente è un tecnico tra i giovani che ha una proiezione molto molto positiva, anche perché dicono essere veramente malato di calcio, nel senso che studia dalla mattina alla sera, uno che proprio casa, campo, casa, campo, casa, campo. Quindi da questo punto di vista parla una lingua soltanto Inzaghi, sì. Da questo punto di vista. Allora, mi dicevano le stesse cose a inizio carriera come allenatore di Roberto De Zerbi. Mi diceva Jonathan Spinesi di Roberto De Zerbi, quando ancora parliamo dell'anno di Foggia, il primo anno di Foggia di De Zerbi come allenatore, mi diceva guarda, questo è un allenatore che tra qualche anno diventerà tra i top non solo in Italia ma anche fuori dall'Italia. Perché? Gli chiedevo a Jonathan, perché è uno che è malato di calcio, cioè che proprio guarda partite dilettanti, esamina dettagli delle squadre avversarie, li viviseziona, quindi quando già c'è questa predisposizione, ovviamente deve essere bravo anche da un punto di vista tattico, da un punto di vista della gestione dello spogliatoio, ma si chiama Inzaghi, voglio dire, uno che si chiama Inzaghi, che entra in uno spogliatoio, è ovvio che già ha carisma a prescindere. Ma a questo si abbina, ripeto, anche la bravura da un punto di vista proprio tattica, la bravura nella lettura in corso della partita, perché comunque il Pisa certamente non era tra le favorite della scorsa Serie B e intanto ha raggiunto con una certa facilità la promozione. È riuscito a centrare il salto nel massimo campionato. Abbiamo adesso anche Marco Gullà. Buon pomeriggio Marco, vado da te subito per le ultime notizie che riguardano il mercato del Palermo, questo triplo colpo che Inzaghi, chiaramente in collaborazione con il DS Osti, ha praticamente realizzato, portato a casa. Sì, buon pomeriggio a te, ad Alessandro e a tutti i nostri telespettatori. È un triplo colpo che tra l'altro abbiamo già preannunciato la scorsa settimana. Ovvio che ci sono dei tempi burocratici, dei tempi anche tecnici per appunto definire queste trattative, che possiamo dire comunque virtualmente ormai concluse, però per togliere questo avverbio mancano dei dettagli. Fatta per Augello, che oggi ha l'ultimo giorno di contratto con il Cagliari, da domani sarà libero quindi di firmare per il Palermo, perché scade il contatto appunto con il club sardo. Si attende l'ok da Manchester, ma non dovrebbero esserci particolari intoppi. Poi il secondo giocatore arriverà nei prossimi giorni, è Palumbo dal Modena, anche in questo caso praticamente trattativa in fase molto avanzata, eufemismo questo, quasi fatta, e al Modena dovrebbero andare 2,5 milioni di euro più una contropartita tecnica, dovrebbe essere Staric, anche se insomma il nome non stuzzica tantissimo il club emiliano. Eventualmente il Palermo è pronto comunque a offrire o più soldi o in caso un'altra contropartita. E poi il terzo arrivo è Salvatore Elia, che ha già giocato nel Palermo, ha già detto sì ai rosanero, però manca l'accordo tra il Palermo e lo Spezia. Ballano circa 500.000 euro tra domande e offerte. Insomma, il Palermo alla fine dovrebbe comunque colmare le richieste dello Spezia e quindi ingaggiare Elia, un altro laterale, un'altra freccia per il Palermo di Inzaghi. Si è conclusa una settimana positiva, quella dietro, con la presentazione del tecnico Inzaghi, il bagno di folla nel piazzale antistante il Barbera con oltre 2000 tifosi rosanero, che hanno quindi tributato un primo saluto al neo allenatore del Palermo. Stiamo anche vedendo appunto le immagini, poi la conferenza stampa di presentazione di Inzaghi e infine la presentazione delle maglie durante un concerto al Foro Italico. Questa settimana invece è più proiettata verso il mercato. Attenzione, un nome nuovo, ultima ora,
Ora Badel che non è più del Genoa, ha detto ormai addio al Genoa, è scaduto il contratto. Badel è libero, quindi è un giocatore di assoluta esperienza, ha giocato nel Genoa, nella Fiorentina, ha tantissime presenze in Serie A, potrebbe essere sicuramente un bullone importante poi per il centrocampo di Inzaghi, considerata davvero la sua grande esperienza in massima serie, sarebbe sicuramente un pezzo importante in Serie B. Allora, Marco, questi diciamo sono i programmi nell'immediato. Anche perché, diciamo Angelo, così. scusami, saluto nel frattempo Marco, dico, tenere una squadra a sostegno di due attaccanti come Brunori e poi Ampalo, insomma, devi avere sicuramente un centrocampo sì tecnico ma anche molto prestante da un punto di vista atletico, quindi queste scelte a cui facevi cenno tu, lo stesso Palumbo, Badel, sicuramente rientrano in questo tipo di disegno tattico. E poi a mio avviso il focus è sulla difesa, perché ovviamente il Palermo l'anno scorso ha subito qualche gol di troppo e servirebbe, a mio avviso, oltre a Augello che è un ottimo profilo ma è un esterno, servirebbe qualcosa anche a livello centrale, a livello del pacchetto centrale della difesa. Sì, ci sono lì Magnani, c'è Ceccaroni, che sono comunque dei giocatori importanti per la Serie B, però sì, assolutamente sì, Alessandro, servono dei rinforzi anche per la difesa, che è stato appunto un reparto abbastanza allegro in queste ultime stagioni. Forse è stato davvero il tallone d'Achille del Palermo, che in attacco ha sempre comunque segnato, i gol li ha sempre fatti, però in difesa spesso si è manifestata una certa vulnerabilità, e allora servono giocatori importanti. I nomi che in questo momento girano per quanto concerne il pacchetto arretrato sono quelli di Marcandalli e Giorgini. Marcandalli è un buon elemento sicuramente, di proprietà del Genoa, potrebbe essere certamente un elemento di spessore per il reparto appunto arretrato del Palermo. E poi ritornando ancora una volta al centrocampo, perché insomma i nomi che girano sono sicuramente abbastanza qualitativi, però il Palermo deve anche mantenere un'ossatura, e sicuramente giocatori come Gomez e Segre non vanno ceduti, nonostante ci siano già delle avance di mercato, soprattutto per Gomez, che quest'anno ha fatto un grande campionato, tante presenze, qualche assist, anche qualche golletto, però è un giocatore che deve sicuramente adesso fare il salto di qualità. Lo farà a Palermo, il Palermo spera di sì, vuole blindare appunto il centrocampista, che è sicuramente un elemento di grande qualità e quantità per, in questo caso, lo scacchiere di Inzaghi. Marco, prima di salutarci, sappiamo che il Palermo ha già programmato non solo il ritiro ma anche le amichevoli. Tra queste amichevoli ce n'è una importante, importantissima, che è quella con, diciamo, la casa madre, fra virgolette, passami sì, il termine, e quindi sarà un momento certamente di aria internazionale per la squadra di Inzaghi. Non è ancora ufficiale, probabilmente diverrà appunto ufficiale magari nei prossimi giorni o in prossimità del ritiro. Il Palermo il 9 agosto dovrebbe, uso il condizionale, giocare un amichevole al Barbera contro il Manchester City, quindi una presentazione in grande stile contro appunto il papà, perché il Manchester City è il padre di tutti, e quindi insomma sarebbe sicuramente un grande appuntamento per il Palermo, che avrebbe questa grande vetrina per appunto presentare la propria squadra, e soprattutto per i tanti tifosi non solo del Palermo, in questo caso anche tutti i tifosi siciliani, che potrebbero certamente ammirare Haaland insomma e compagni Barbera. Ancora non è ufficiale, però possiamo dire che insomma il Palermo è vicino a poter organizzare questa amichevole. Grazie allora anche al nostro Marco Gullà. Ci ritroviamo lunedì prossimo, sempre con il focus dello sport del lunedì. Vedo collegato con noi. Grazie a voi. Grazie, ciao Marco. Buon pomeriggio Marco. Allora andiamo da Sergio Colosi. Perché andiamo da Sergio Colosi? Perché cerchiamo di capire che cosa succede a Messina, perché sappiamo che il Messina di fatto con oggi chiude la sua esperienza tra i professionisti, perché il 30 giugno fino ad oggi il Messina è stato legato esattamente alla Lega Pro. Da domani che cosa succede in casa Messina? Si giocherà l'anno prossimo nel campionato di Serie D o altrimenti
in un campionato che potrebbe essere quello dell'eccellenza? So che ti faccio una domanda alla quale è impossibile dare una risposta in questo momento. Ciao Sergio. Buon pomeriggio Sergio. Ciao Angelo, ciao Alessandro, buon pomeriggio a tutti voi. Sì, è difficile dare una risposta, però a piccoli passi ci si muove. Da domani, domani è 1° luglio, questo significa che il Sant'Agata diventerà Messina 1947 e chiede l'utilizzo del francoscoglio, il ripescaggio in Serie D e soprattutto il suo presidente Massimiliano Sosa di poter essere accolto in città da tifosi addetti ai lavori, da istituzioni, cosa non semplice e non è facile neppure che possa proseguire il discorso con la CR Messina. L'ex presidente Sciotto, che comunque detiene il 20%, ovviamente dopo che ha avuto l'apertura da parte del tribunale che gli ha evitato il fallimento, vuole dilazionare il debito e per questo motivo vorrebbe proseguire l'attività, ma non per una questione sportiva, perché ha abbandonato il Messina in Serie C, figurci in Serie D con 14 e più punti di penalizzazione, perché ne arriveranno degli altri, però è sua intenzione quella di dilazionare il debito, presentarsi il prossimo 10 di settembre in tribunale con la possibilità di evitare il fallimento, che sarebbe anche un problema anche per lui e per le sue aziende, per cui qua si entra in un discorso poi prettamente personale e non più che riguarda il Messina Calcio. In quest'ottica il Comune di Messina, l'amministrazione comunale che ha lo stadio da dare in uso, il francoscoglio, potrebbe avviare un discorso. Già ci sono stati i primi contatti con la società messana, che tra queste è comunque quella più in ordine con i conti, e di Messina sembrerebbe anche che ci sia un nome vuoto, che è un nome nuovo di un imprenditore del nord, Massimiliano Bertolino, che si occupa di investimenti nei fondi istituzionali. Ci potrebbe essere la possibilità di investire nel calcio e creare un progetto, e l'amministrazione comunale sembrerebbe in questo momento intenzionata a dare utilizzo del francoscoglio più alla Messana che alle altre due società. Però questo è quello che si vedrà nei prossimi giorni, nelle prossime ore, perché poi ricordiamo che ci sono delle scadenze. Il 7 luglio che l'ex Sant'Agata, da domani Messina 1947, dovrà chiedere il ripescaggio in Serie D, e il 10 luglio eventualmente dovrà iscriversi la CR Messina di Pietro Sciotto. In tutto questo però non bisogna escludere anche un fermo biologico che potrebbe anche verificarsi per un anno, tenuto conto che Messina viene da stagioni davvero complicate e difficili, c'è tutto un ambiente da ricompattare. In chiusura l'ultima notizia: il segretario del Messina Alessandro Failla, che tanto bene ha fatto in questi anni, potrebbe passare al Siracusa. Grazie Sergio, buon lavoro a te, ci vediamo per aggiornamenti. Grazie a te Angelo e un saluto a Alessandro. Adesso andiamo a Trapani, dove c'è il nostro Franco Cammarasana. Franco, buon pomeriggio, adesso veniamo da te per capire che cosa succede in casa Trapani. È molto attiva la società del presidente Antonini, speriamo di sentirti Franco. Sentite bene? Ci sentiamo, perfetto. Buon pomeriggio perfetto, Franco. perfetto. C'è molta aspettativa a Trapani, perché il presidente Antonini ha preannunciato che il 1° luglio comunicherà ufficialmente una serie di operazioni, proprio delle quali ha già anticipato la società. Per quanto riguarda le 70, no, l'unica notizia ufficiale è quella del rinnovo per l'altro anno del contratto con il capitano Sergio Sabatino. Invece il presidente in questi giorni ha preannunciato invece tramite il suo profilo X l'indagine di Giovanni Di Noia, centrocampista fortissimo della Intellia, dell'attaccante del gruppo di Francesco Grandolfo, e poi di Simone Nicoli del 96, un centrocampista della Pianese. A questi tre bisogna aggiungere, e pare che l'operazione sia già concretizzata,
in tutti i vari aspetti. Mi sembra che il ragazzo sia stato già attratto. Quello di Francesco Podrini, questo è un talento, a quando sempre, centrocampista stella del Fossombrone, che quest'anno è stato anche convocato nella prospettiva di Serie D. Ci sono molte operazioni in corso, anche perché il Trapani ha dei prestiti in entrata che in uscita. Sembra però che non abbia esercitato alla scadenza stabilita il riscatto di alcuni giocatori che aveva in prestito. Tra questi ci sarebbero anche quelli di Toscano e Mule, che in pratica rientrerebbero all'Avellino. Franco, Preso nell'operazione Toscano, in questo con diritto di mercato, ma non avrebbe esercitato questa opportunità. Franco, allora noi abbiamo capito non tantissimo, purtroppo la qualità dell'audio non è ottimale, il video è andato bene, però diciamo che nell'audio abbiamo avuto qualche difficoltà. Comunque grazie per le notizie, per le informazioni che ci hai fornito da Trapani, grazie ad Alessandro che è rimasto con me praticamente per tutta la trasmissione. Ci rivediamo lunedì prossimo con il Focus dedicato allo sport. L'augurio a tutti voi di un buon pomeriggio e buon proseguimento con i programmi di Telecolor.